il Presidente De Luca che ci è sempre accanto e soprattutto però oggi Nello Daniele e Giorgio Verdelli, posso lasciare sempre sì, Giorgio Verdelli perché mi hanno accolta in questa conferenza stampa, grazie veramente per l'intuizione che ho avuto, perché sapevo che ci sarebbe stata una grande festa in onore di Pino Daniele e noi anche come Teatro Trianon Viviani, Teatro della Canzone Napoletana, ovviamente omaggiamo questo grande artista con un concerto tenuto da Pino Daniele Opera, dove ci sono musicisti all'interno, Paolo Raffoni, amico storico di Pino Daniele, oltre che arrangiatore, Rosario Iermano, Michele Simonelli che è il cantante solista, Roberto Giancarlo, insomma un'opera straordinaria. Ho morato anche, scusami, allora non volevo soffermarmi troppo per no, ma insomma è un'opera cameristica con un dialogo meraviglioso tra voci e strumenti. Questo progetto è nato quando Pino era ancora in vita, hanno fatto come dire delle jam session, no? Sono andati un po' in giro e poi dopo si erano ripromessi di comporre veramente questo progetto e portarlo avanti. Hanno già questo progetto è stato varato, hanno fatto moltissime serate prestigiose e adesso approderanno al Teatro Trianon Viviani.